70, 40, 190, 300 storie pop. Un viaggio suggestivo ed emozionante al teatrino della collezione Costenaro a San Giuseppe di Cassola, dove protagonista è stato Gianfranco Valente, con la sua collezione di cookie allestita in forma permanente al Museo di Cesuna in altopiano. I cookie, la passione del Valente stampatore, il titolo dell'incontro, cui ha preso parte Claudio Valente, figlio del collezionista, che ne ha tracciato un profilo facendo risaltare la grande passione del padre, per anni stampatore grafico, per il famoso fischietto in terracotta. Negli anni è riuscito a raccogliere, pensate, oltre 12.000 esemplari, cercati direttamente dai loro creatori con viaggi in Italia e in Europa, il più vecchio ha circa 4.000 anni. Lo scambio tra collezionisti lo ha visto costituire una raccolta straordinaria di pezzi da artista, in particolare i lavori del nostro grande maestro Federico Bonaldi. Claudio ha spesso accompagnato il papà Gianfranco nei suoi viaggi, tanto che ha voluto ripercorrere, assieme alle tante persone presenti all'incontro promosso da Ivano Costenaro, alcuni dei momenti più belli trascorsi con il padre, tracciando pennellate su una tela emozionale che ha raccontato tutta la passione di Valente per la bellezza e l'arte, per la gioiosità dei cookie, di questi fischietti unici dall'ancestrale significato che affascina e cattura ancora ai giorni nostri.